Si dice che questo cantante attraverso i suoi brani lanci dei messaggi subliminali alla gente, cercando di portare verso di sé tutte le persone nel credo, in questa religione che lui ha creato del leggendario Scofiotto. Che sia un maraione anche lui, ebbene non lo sapremo, però siamo riusciti incredibilmente ad avere un'intervista con lui. Sentiamo. Come mai lei nei suoi brani parla di questo Scofiotto? Ho saputo che ti dica che senti volte che gente fa delle robe che non si sa, ti vedi e ti dici, cioè ti parli di quello che ti vedi, insomma, in poche parole. Quindi lei dice che alla fine fa uso di stupefacenti? Beh, se vuoi considerare Scofiotto come uno stupefacente, potete anche mettere così se voi, cioè non ho miei problemi. Benissimo, ma come mai lei vuole portare la folla, le masse verso questa nuova religione? Ma qua è religione, e qua è folla, qua è masse, non si può andare da nessuna parte, se che delle volte ti fai il concerto con il cuffiotto in testa, lo pio, e non ti rendi neanche conto, ti tacchi il concerto, ti finisci il concerto e non ti capisci neanche dove te ieri, lo pio, cioè... Bene, la vediamo estremamente confuso, cioè lei è una persona turbata, vediamo. Quindi i gadget che lei propone ai suoi concerti, cioè questi copricapi, non è che forse appunto siano un modo per accalappiare le persone, per portarle verso la sua filosofia, la sua religione? No, Beto, non si capimo. Sto Luca Tiengo e mi ha detto una volta, prova a mettere in testa, a te cambia la vita sta roba qua, a te cambia veramente la vita, non te capisci più niente. Mi ho detto, ma sarà come farsi una sigaretta truccata, sarà farsi una roba così, e invece te cambia la vita sul serio. Cioè ti non te rendi conto di niente, non capio, cioè pare tutto quanto un'altra roba, cioè ti non te rendi conto di niente, non capio. Ecco, ma te credi e non te credi? Può spiegarci quindi gli effetti che provoca questo copricapo una volta indossato? Ora, prima roba, non ti sai che ti si. Te pare di essere un'altra roba e in che momento là te va via anche la percezione del tempo. Cioè te pensi di fare robe in 3 ore e invece è passato 3 minuti. Mi sono messo sul fiato una volta, sei passato giorni e era passato io. E io credevo che fosse 2 giorni. Cioè sono stato via 2 giorni e invece era 2 minuti. Cioè, e poi anche spazio. Tipo una volta che avevo andare mia, mi sono messo Scofiotto, ma sono andata mia. Ha un nome questo oggetto? Possiamo, cioè come lo chiamate voi Guarda, se non abbiamo Scofiotto capiamo tutti quanti di cosa che si tratta. Se non abbiamo bariton, no, forse no dappertutto, perché forse verso Beuni capisce, Rovigoni capisce. Se non abbiamo Capeo o Capea, qualcuno può fraintendere, capisci tu? Non abbiamo Scofiotto, così se capiamo tutti quanti, comunque, che sia dell'ana, che sia del cotone, che sia fatto anche del filo fin, non importa, l'importante è che sia quello originale, mega da Luca Tiengo, perché se mi metto un altro, non so mica la stessa roba, credevo una volta andare a fare la spesa, ho detto, mi metto Scofiotto, lancio il careo, entro la roba da sola, e invece avevo messo la barriera sbagliata, ho lanciato il careo, ho buttato a parlare tutto, non sia la stessa roba, te lo pio. E chi è che lo possiede in questo momento? Cioè, mi poderia dire una roba un'altra, non so mica buon capire da chi che arriva, lo capio, se fatica lo capio. Ecco, quindi siamo di fronte a dei fenomeni quindi anche paranormali, diciamo. E para, tutto normale, non so se sia normale, per me va così, insomma, lo capio. Ecco. Quindi siamo alla fine del nostro viaggio, noi abbiamo trovato finalmente questo, almeno da quello che dice lei, lei è una persona, non so se fidata o meno. Come no? E possiamo quindi presupporre l'esistenza effettivamente di questo copricapo ancora ai giorni nostri. Ma ci può indicare il possessore dello Scofiotto? Dico di dubbi, cioè, ho delle certezze per la verità. Capisci? Quando ti dici voglio Scofiotto, secondo me, che sei Luca Tiengo da Dio, che sei sempre io. Ogni roba che succede, che sei sempre io da Dio. Bisogna stare attenti a cosa salire. Attenti tosati, perché come apre porta sulla brutta strada, e il pare è un santone, e il pare è uno che ha capito tutto, e il pare è uno che non so, e che ha detto che fa anche al dentista, una roba del genere, non ho capito niente, che la roba la giù, sono sicuro che la giù, solo che non ti si può spiegare che ti ha capito, e manca te a metti e cambia la vita. Ecco, quindi Luca Tiengo è un nome in codice che
tradotto vorrebbe dire esatto. Ecco. Ci può indicare la casa di Luca Tiengo? E stavo a parlare, ma una volta io sapevo che stava, adesso che avessi trasferito da qui, dai bande vivo nuovo, sono pastrice di gatta, sono partea. Che adesso sono partea, ma non sono sicuro. Io sono confuso, Ecco. io. Sì, la vediamo estremamente provato da questa sua esperienza. Io sono a Porto, guarda, non c'è un problema. Benissimo, la ringraziamo per questa intervista. Grazie a te. La lasciamo al suo successo comunque, no? Ma il prossimo album come intende chiamarlo? Continua con la saga dello Scuffiotto? Scuffiotto parte 4. Mentre l'album precedente? Scuffiotto parte 3. Benissimo, i E primi... prima non stavano a domandare perché non mi ricordo, bisogna che mi mettessi Scuffiotto, doveva essere parte 1 e parte 2, ma non so sicuro. Bisogna domandarsi in giro. La ringraziamo, arrivederci. Grazie a Viaggi, non c'è problemi che io capisco. Io capisco. Somebody already broke my heart. Mi trovo in Galta. Stiamo seguendo le tracce del cantante Medrano che ci indica finalmente l'abitazione del signor Luca. Ho molta paura, qui succedono dei fenomeni incredibili. Cos'è? Stiamo sentendo un verso. Ci dicono che è il verso dell'uccello Maya. È un grosso e lungo uccello in grado di uccidere una persona. Ma noi dobbiamo proseguire. Andiamo verso la casa del signor Luca. Mi trovo di fronte all'abitazione del signor Luca. Adesso abbiamo scoperto che i campanelli riportano tutti la scritta, il nome Luca. Ecco, sarà forse un modo per depistare le indagini, ma crediamo veramente di esserci. Questo palazzo, dicono, avere addirittura più piani al suo interno. Sembra una normale quadrifamiliare, ma a quanto pare è un palazzo a 915 piani, quindi i fenomeni qui sono incredibili. Abbiamo visto gente entrare e uscire da questo condominio con modi e fari sospetti, ma proviamo a suonare a uno di quei campanelli, non sappiamo quale, ne proviamo uno a caso, ok? E vediamo chi ci risponde. Chi sei? Luca, no, basta, non c'è Luca qua, che mi rotto, non c'è Luca, basta Luca. Lei scusi, ma forse è lei il signor Luca? No, Luca. Ci scusi, stiamo cercando il signor Luca. Chi è? Ci scusi, sai indicarci se questa è l'abitazione del signor Luca? Luca chi? Marco, sentiti! No, Luca. Se decide smetti che l'altra volta entravi in casa! Ecco da caso! Ci scusi, arrivederci.